L'autonomia è molto altro nella tu per tu tra il presidente della regione Luca Zaia e il vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino nei 4 anni dalla celebrazione del referendum con cui i veneti hanno chiesto maggiori prerogative. 4 anni e 4 governi, sottolinea Zaia, una trattativa complessa. C'è poco da stare lì seduti in tribuna a dire dai, adesso vogliamo il risultato. Io so qual è la mia forza nelle trattative, che è quella del referendum. Dall'altra parte è un interlocutore che deve firmare. Di certo una certezza ce l'ho, che o la porto a casa o mi faccio dire di no formalmente. Ma questo vuol dire che comunque a Roma non hanno via di scampo. Perché se dicono di no ai veneti, voglio proprio vedere come la prenderanno i veneti. Covid, vaccini, Green Pass, le proteste di queste ore. Zaia chiede al governo interventi per allentare la tensione. Noi abbiamo bisogno di una pacificazione sociale, me lo lasci dire. Ecco, Presidente, secondo me ha centrato il punto. Il muro, Questo contro, che stavo il muro dicendo. contro muro, lo dico a chi governa, mi ci metto dentro anch'io, che c'è l'obbligo di tendere una mano. Io non voglio dire che il governo deve rivedere la sua politica di sanità pubblica, però ad esempio tendere la mano vuol dire autorizza i tamponi a fai da te. Olimpiadi, infrastrutture, promozione del territorio, Vinitaly e un'anticipazione sul caso Prosek. Zaia è ottimista, l'iniziativa croata si può bloccare. Questa battaglia va avanti, Ma la perdono. però in teoria la perdono, vero? Perché, insomma, Noi abbiamo, diciamo, le premesse non sono come si dice, migliori. brutto da dire, abbiamo la pistola fumante. Ci sono delle carte storiche che dimostrano insomma, che questi qua non hanno proprio tutto sto titolo di chiedere la riserva del nome. Infine le recenti elezioni amministrative con la sconfitta rimediata dalla Lega e dal suo candidato Piero Garbellotto a Conegliano, quella che è stata definita a casa di Zaia, conquistata da Fabio Chies, appoggiato dal PD. Hanno fatto la loro corsa al primo turno, hanno vinto perché avevano 7 punti di più rispetto al secondo arrivato, dopodiché il secondo arrivato giustamente si è battuto, ha fatto una bella campagna, ha fatto l'accordo con il PD e senta, se facevamo noi l'accordo col PD, a me sono concesso che lo facessimo e a me sono concesso che loro volessero farlo, i voti li avremmo presi noi, avremmo vinto. Quindi il PD è stato determinante, appunto.